Ciao a tutti, io sono Alessandro Azzini e voi siete sul canale di Sardinian Warrior. Che cosa avete bisogno per iniziare il combattimento in armatura? Personalmente darei la priorità all'elmo, perché l'elmo è il pezzo più importante, a mio avviso, che si possa concepire all'interno di tutta l'armatura. Nei film, ed è una cosa totalmente a sé, spesso l'elmo è l'ultimo degli oggetti che vedrete utilizzato. Magari il personaggio ha l'armatura completa e non ha mai l'elmo in testa, perché l'elmo ovviamente gli toglie il viso, gli copre la faccia, che è quello che poi lo spettatore utilizza per riconoscere il personaggio all'interno del film. Quando vedete il vostro personaggio preferito in armatura completa che sta andando alla battaglia, senza elmo, sappiate che l'unica motivazione valida è quella. Chiunque si stia preparando per andare a una battaglia reale o una simulazione come può essere un torneo in armatura, sicuramente la prima cosa che vuole avere in testa è l'elmo per proteggersi la capoccia. Soprattutto per combattimento in armatura si attesta un prezzo di 150-160 euro e più si va avanti col prezzo, meglio è il prodotto che andrete ad acquistare. Il caso di quest'elmo, che io ho utilizzato tanti anni in revocazione, è stato smontato perché ormai ha raggiunto insomma uno stadio abbastanza vissuto. Potete vedere i colpi sulla superficie. Dopo un po' questo tipo di elmo si deforma in maniera tale che ribatterlo e insomma cercare di riutilizzarlo può diventare anche pericoloso, perché potrete vedere che l'interno è costituito da due metà saldate. Ovviamente questo tipo di elmi, per costare così poco, sono fatti presumibilmente in India e appunto non sono realizzati da un unico pezzo di lamiera martellato, ma da due metà saldate e poi insomma levigate e illustrate a dovere. Questo tipo di elmo è quello che poi in generale trovate sui 150-160 euro. Non è il migliore elmo che esiste in circolazione, però è quello sicuramente più economico e che vi permetterà poi di iniziare questa disciplina. Perché io consiglio, almeno personalmente, l'elmo inizia a darvi quel senso di smarrimento che caratterizza poi il combattimento in armatura. La vostra visuale si stringe, vedrete solo attraverso questa fessura che avrete di fronte agli occhi, e un'altra cosa essenziale, vi inizierà a mancare il fiato. Potete vedere che proprio il primo impatto visivo che avrete indossando questo tipo di elemento, il modo con cui inizierete a guardarvi attorno non sarà più quello con una postura eretta, ma inizierete a inclinare lo sguardo in avanti. Avrete una visione sul terreno sotto di voi che diventerà molto più importante rispetto a quello che succede da una certa altezza in poi. Inizieranno poi a subentrare degli automatismi che vi permetteranno di muovervi con questo tipo di attrezzatura addosso. La seconda cosa che noterete subito, come vi ho già detto, è la mancanza di fiato. Inizierete a respirare la vostra stessa aria, anche per periodi abbastanza prolungati, e ovviamente la vostra resistenza, la vostra stamina subirà un impatto decisivo. Quindi la prima parte, il primo step per iniziare il combattimento dell'armatura è sicuramente l'elmo. Il secondo, a mio avviso, sono i guanti. Un altro tipo di elmo da evitare come la morte è probabilmente il classico elmo venduto a 50-60 euro sui vari negozi online, che può essere insomma riconosciuto per i millimetri impiegati. In generale nel combattimento in armatura vige la regola dei 2 mm, cioè 2 mm di metallo sono considerati relativamente sicuri per poter combattere in armatura. Poi nella realtà dei fatti un elmo può avere anche solo 1 millimetro di spessore, ma essere lavorato in un modo tale che comunque quel millimetro di spessore sarà tale da eguagliare i 2 mm di un altro elmo molto più economico e più, diciamo, abbordabile. Ad esempio quest'elmo è come spessore 16, però potete vedere come sia assolutamente inadeguato a resistere a dei colpi di spada. Questo tra l'altro ha avuto una vita veramente breve, è stato preso come occasione più per avere un elmo, diciamo, da utilizzare
almeno personalmente, in certi contesti, soprattutto di arceria, ma potete vedere che nessuna di queste parti che poi compongono questo oggetto sia adeguata al combattimento in armatura. Come dicevamo, il secondo step è procurarsi dei guanti. I guanti sono la seconda cosa più importante nel caso in cui vogliate iniziare il combattimento in armatura, forse addirittura la prima. Si differenziano ovviamente con varie forme, esistono guanti storici e guanti che non lo sono. Questo poi dipende anche dal periodo che volete rievocare o dal tipo di armatura che volete ricostruire. Soprattutto negli ultimi anni è fatta una accurata selezione del tipo di armature partecipanti ai vari tornei, e quelle non storiche, veri e propri obbrobri a cui si assisteva negli anni passati, vengono sempre più messe da parte. Quindi sappiate che ogni pezzo di armatura ha una coerenza all'interno dell'armatura che voi stessi state ricostruendo. Se poi l'armatura viene utilizzata esclusivamente per allenarvi, può essere anche fatta con i pezzi più disparati, però ricordate che quello che usate in allenamento è in genere ottimale per quello che poi vorreste utilizzare in combattimento o in una battaglia simulata. Quindi se vi abituate a utilizzare, ad esempio, questa vi trovate invece male con un clap visor o un elmo con visiera, sappiate che non è la scelta migliore. I vari tipi di guanti possono essere diversi. Questo ad esempio è un guanto a clessidra a cui mancano le dita. Come potete vedere, la mobilità dell'arto è la cosa principale. Se voi potete muovere il polso in una maniera corretta, poi il vostro stile schermistico e quello che potete fare in battaglia sarà molto migliore rispetto invece ad avere il braccio fisso. Un'altra cosa importante è la protezione alle dita. Esistono guanti che in questo caso soprattutto sono dotati di singole placchette o di scaglie a protezione delle dita e sono considerati più deboli rispetto invece a guanti che presentano, come in questo caso, la mano totalmente coperta da placche singole. Per farvi rendere conto del tipo di danni cui andrete incontro, sappiate che questo è il tipo di deformazioni che potete subire alle mani facendo questo tipo di attività. Questo guanto è più o meno ancora ok, e questo invece ha subito diversi contrasti con le spade avversarie. Questo è il guanto che sta sotto la mano che tiene la spada, che poi è questa. Potete vedere quanto risulta maggiormente deformato, perché appunto qua nella mano sinistra la guardia della spada è molto lontana e in realtà la mano poi più maggiormente protetta è quella a destra. Come vi dicevo, la mobilità poi che si ottiene utilizzando un certo tipo di guanto rispetto ad un altro è molto diversa. Naturalmente tutti questi guanti vanno utilizzati con sotto delle imbottiture, quindi avrete sia per l'armatura che per l'elmo che per i guanti, per ogni parte, delle protezioni imbottite sottostanti che vengono generalmente chiamati gambeson o meglio ancora hacketon. In questo caso non sto indossando i guanti imbottiti per indossare questi guanti particolari, però è giusto per farvi rendere un po' conto di che cosa si tratta. Questo tipo di guanti ovviamente potete vedere che la mobilità è molto ridotta, soprattutto perché quando poi andrete a inserire l'armatura, per le braccia almeno, questa parte diventerà rigida. Quindi si tratta sempre di un assemblaggio di pezzi che vanno anche concepiti in maniera coerente tra di loro. Esiste poi chi prende armature integrali, quindi totalmente protettive, e chi invece cerca dei pezzi più liberi, più mobili. Il tipo di ragionamento a cui potrete andare incontro prima di acquistare la vostra armatura è se prendere singoli pezzi oppure se prendere pezzi tra loro uniti. Diciamo il caso dell'armatura per le braccia. Questo è un tipo di armatura che potrete acquistare singolarmente, è relativa a metà del 1300 ed è un'armatura a stecche.